forzato rallentamento delle nostre attività e la necessità di rimanere in casa può essere un'occasione per ricominciare ad apprezzare l'arte in tutte le sue forme espressive. L'attesa mostra 1910-1940 la rivoluzione silenziosa dell'arte in Veneto, da Gino Rossi a Guidi e De Pisis, voluta dall'amministrazione comunale di Crocetta del Montello e programmata per il prossimo 28 marzo, analogamente ad altre, è stata correttamente rinviata a seguito dei provvedimenti per il contenimento dell'influenza del coronavirus. Per avvicinarci preparati all'interessante mostra che sarà allestita presso Villa Ancilotto, quando le condizioni di normalità lo permetteranno, c'è d'aiuto la conferenza stampa di presentazione che si è tenuta presso la sede municipale di Crocetta del Montello. Buongiorno, grazie di essere venuti. Io sono un collega, sono Edoardo Cugnotto, faccio parte di Art Dormites e ho avuto l'incarico di coordinare questa conferenza stampa. Parlando prima col sindaco Marianella Tormena, dicevo che investire in cultura paga. E gli dicevo anche che un po' di amministrazione locale l'ho fatta anch'io, quindi so le difficoltà che ci sono all'interno delle amministrazioni di trovare delle risorse per poter investire in cultura. Io vi porto l'esperienza di dove io vengo dalla Valbelluna, dal borgo Valbelluna, ex comune Mel. 40 anni fa, oltre 40 anni fa, era nata la Corale Zumellese ed era una novità, nel senso che tutti quanti cantavano posterie ed era più bravo chi urlava di più. A distanza di 40 anni, non solamente la Corale Zumellese, per chi conosce della musica corale amatoriale, sa che è ai livelli di carattere nazionale. Ha girato il mondo, sta facendo concerti di un certo livello e si è creata nella Valbelluna e soprattutto nello specifico nella Sinistra Piave la sensibilità per la musica. È nata una scuola di musica. La stessa cosa anche attraverso le mostre d'arte che sono state fatte. Quindi sindaco, so bene che le difficoltà sono tante d'altro, ma sono convinto che questa mostra pagherà in termini non tanto di consenso elettorale, ma certamente, e penso anche questo, ma pagheranno soprattutto nel senso della la capacità che ha il comune di avere una visibilità fuori dalla propria zona, avrà una risonanza di carattere regionale e anche oltre. E quindi è un investimento che secondo me porterà i suoi frutti, anche perché la mostra, come sentiremo dopo, ha una durata triennale, è un ciclo di manifestazioni. Si va ad affrontare un periodo molto effervescente dal punto di vista artistico, quanto poco conosciuto, che è il periodo delle esperienze, delle nuove forme artistiche. Ma mi fermo qui perché ovviamente le competenze dei relatori che succederanno sono molto più grandi delle mie. Sindaco, lascerei a lei la parola. Grazie, io credo che questa sia un'opportunità. Per noi questa è un'opportunità da cogliere e è vero, condivido pienamente le sue parole. Sicuramente investire in cultura per l'amministrazione comunale, soprattutto un'amministrazione piccolina come può essere Crocetta, non è facile. Significa però integrare la cultura all'interno di una visione del territorio che ci vede impegnati in vari ambiti. E quindi dire, è giusto, se crediamo nel nostro territorio, donargli anche questo, nel senso chi fa l'amministratore fondamentalmente è innamorato del proprio ambiente, del proprio territorio, del proprio paese, lo è a priori, lo è perché è così. E è purtroppo una forma mentis pensare che esprimerlo in maniera culturale sia una visione secondaria, un fattore che da parte dell'amministrazione può essere messa da parte.
Questo non lo è perché? Perché noi abbiamo la fortuna di avere un comune, ma possiamo fare il ragionamento anche a una scala più ampia. Abbiamo la fortuna di avere un ambiente che ha saputo preservarsi. Siamo ancora in grado di fornire contesti naturalistici, contesti architettonici, contesti sociali molto qualificati e di valore. Qual è la forma in cui questo può esprimersi nella maniera migliore? Quella culturale. Una mostra come quella che si sta facendo in questo momento, che dice la rivoluzione silenziosa dell'arte in Veneto e passa attraverso la visione di paesaggi che sono poi i paesaggi del nostro territorio, è esattamente ciò in cui crediamo, è credere di poter valorizzare quel territorio attraverso l'arte, attraverso forse l'espressione più nobile che riesce ad avere l'uomo quando cerca di esprimersi. Quindi, in fin dei conti, stiamo facendo solo il nostro mestiere. È un sacrificio, perché poi il bilancio è il bilancio, ma stiamo facendo solo il nostro mestiere. Perché questo si realizza? Si può realizzare solo, e questo è il grazie che dobbiamo dare veramente col cuore a chi ci sta supportando, ai tecnici, oltre alla nostra amministrazione che ovviamente lavora in maniera incredibile, però ai tecnici, perché per me chi sa creare queste cose è un tecnico di questo settore, e quindi a loro va ovviamente il nostro più sincero ringraziamento. Agli sponsor, perché significa che anche il territorio, che non è solo amministrazione, ci crede nel riuscire ad esprimere se stesso nelle sue forme più alte, che sono queste. Quindi il modo con cui riusciamo ad esprimerlo è perché collettivamente come società ci mettiamo tutti un po' alla prova, tutti in gioco, e lo facciamo. Perché lo facciamo? Lo facciamo perché altri possono apprezzarlo, perché questo possa essere un buon anno per far crescere cosa? Il turismo, l'enogastronomia. Certo, lo facciamo perché crediamo che questo possa essere uno spunto di lavoro, se vogliamo, cioè di sviluppo per un territorio, ma crediamo anche che questo faccia crescere le persone, che questo crei un contesto sociale più maturo e consapevole di se stesso. Questo è fondamentalmente quello che ci piace pensare che con l'aiuto di tutti si possa creare. E se posso vorrei mettere un grazie grande come una casa al termine di questo passaggio, perché veramente se non ci fossero stati tutti coloro che in questo momento, che poi via via vedremo e che non voglio assolutamente togliere tempo alla loro capacità di esprimerla, questa mostra senza di loro non si farebbe niente. È una sinergia di tanti aspetti. Lo facciamo perché questo territorio ambientalmente, culturalmente, socialmente sia valorizzato per quello che è e sia ancora più bello, perché ci crediamo e siamo innamorati. Grazie Sindaco, soprattutto per la passione che ci ha messo